impiegato presso la Fondazione Auxilium, svolge funzione di assistente educatore, nutre particolare interesse per la storia, la letteratura e le tradizioni popolari, non a caso è parte attiva nella celebre processione dei misteri che si svolge il venerdì santo a Trapani. Nel 2012 pubblica con le edizioni Tebrani in casa editrice Dormi Fondata l'etimo della festa, la processione dei misteri, il suo linguaggio. Nel 2013 la sua seconda raccolta di poesia, Ciao, musica e parole. Grazie per essere con noi, benvenuto. Facciamo che leggiamo subito la poesia, così c'è la poesia. Perfetto. Quindi siamo siciliani. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie a Maria per i consensi verso la mia silogia di tutti Dio. Vi leggo due poesie tratte appunto da questa pubblicazione. Vi leggo la poesia che dà proprio il titolo Alito di Dio. Mi sussurro e me ci aspetto solamente l'uccello che s'annuncia e che germia. Ascolto come fosse una poesia, lo luciciato di me lucente. La musica che sento un'allegria, mi fa volare per il continente, leggero, più leggero della mente, dove l'amore poi si fa magia. Una sveglia suona e rompe come viaggio. Da studi verso un futuro che l'amore che mi sta cangianzando lo volevo. Lo sole dove c'è il primo raggio e ne esce a travagliare e le mie ore sono assoppate dalle tu di Dio. Questa è un'altra poesia, tratta sempre dalla stessa silogia, dal titolo Amore mio. Amore mio, che fai della verità? Un campo di gioielli profumati, pettia sostanza delle mie giornate, stenno valore d'anima pulita, goccia d'amore giallo, serenati, per farmi una favola di seta, magica, luce, tenera, scolpita, in capo una roccia delle innamorate. Anima pura, Dio che sempre doni, amore e solo amore, sti valori, ti vogliono lentamente accarezzare, mentre lo tempo giasto ragione, si va portando tempo, dal cuore resta l'odore di un nostro amare. Nino Barone, il premio Ignazio Cultica. Voglio stesso consegnato. Grazie Venti e grazie. Grazie mille. Iniziamo una bellissima giornata in compagnia di nuove conoscenze, nuovi poeti e di vecchi amici con cui condividiamo questa passione. Emanuele Zinna, poeta palermitano. Maggi, come si conza l'insalata? Come figliuzza mia, tu non lo sai? La lattuchina fa la riminata, con salacito, spezzi ed ogni assai. Si viri, maggi mia, che sia antiquata. Come si conza? Io me lo imparai. Una cosa sbricia, senza maestria, e se permette te lo insegno a tia. Aerei vitti, lo papà con Nina, scritti abbracciati in cielo cammarino. Però non c'era nulla lattuchina, né sale acide d'olio da vicino. Ida era russa come paparina, arriminava lo papà mischino. E quando vita mia che era mocciata, Nina ci disse, si con l'insalata. Che poi ti dà? Negli anni '80 questa poesia l'ho fatta recitare a un poeta più grande e una
No, a due una poetessa e una bambina. Che questo si presta, la bambina deve essere 8 anni, 9 anni massimo, 10 anni manco, perché già a 10 anni ha cominciato a capire. Ma qualche collega l'ha fatto. Già eravamo in contatto tu stesso che tutto era Da Macello è già colonnello. è già tornato